Ci è sembrato giusto e necessario chiedere a tutta la comunità di riunirsi in silenzio qui insieme, senza bandiere di parte, in Piazza Mantegna per dare la solidarietà di tutta la città e tutto il territorio mantovano alle vittime e ai parenti delle vittime degli attentati di Parigi, e per dire anche che è stata attaccata la vita quotidiana ed è proprio dalla vita quotidiana che dobbiamo riprenderci la forza anche di stare uniti e di non farci vincere dalla paura. Siamo qui per manifestare il nostro affetto, la nostra solidarietà al popolo francese, alle vittime e insieme a loro ovviamente ai familiari. Ed è tutto evidente che da questo punto in avanti occorrerà cambiare strategia. Io auspico che possa nascere una grande coalizione mondiale, questo mi viene da dire, che ricomprenda Stati Uniti, Russia, Unione Europea ovviamente, Cina, per fronteggiare questa tragedia dell'età contemporanea. Siamo in guerra, questo dobbiamo riconoscerlo, siamo in guerra, e quindi è del tutto evidente che a questo punto serviranno gli strumenti propri di chi si sente in guerra. Non possiamo più pensare di avere a che fare con un nemico qualsiasi, non possiamo più pensare di avere a che fare con forme di terrorismo tradizionali. Siamo di fronte ad una guerra non convenzionale e occorrerà che i paesi si attrezzino per combatterla fino in fondo e soprattutto per vincerla. Io sono cittadino di Parigi, abito a Parigi e sono nato a Parigi, e mi trovo qua a Mantova in questa manifestazione di solidarietà, e direi che sono molto colpito di questa manifestazione, e direi che il messaggio va direttamente al cuore. Stasera abbiamo veramente l'impressione, il sentimento che italiani e francesi non sono cugini, ma sono fratelli, sono molto vicini e sono uniti in questa solidarietà. Dirò che ne guarderò un ricordo che è molto caro.